Studio 90 Italia, Carlo e Alberto, i palloncini, dove oggi andranno? c'è allegria nell'aria oggi. Perché? Perché sono le 18 e come sempre puntuali noi vi veniamo a rompere le scatole per un'oretta circa. E non solo. E non solo. Che cos'altro? Le macchine. Le macchine. Le radio, le casse delle vostre macchine. Per un'oretta circa, quindi vi veniamo a tenere compagnia, vi facciamo un po' sorridere, vi diamo, come dire, vi concludete anzi grazie a noi nel migliore dei modi la vostra giornata lavorativa. Ricominciamo. Studio 90 Italia. Non la concludono per noi. Questo è dove andranno a finire i palloncini. Chi vi parla è Alberto, accanto a me avete già sentito Carlo. Bene, siamo qui proprio per tenervi compagnia fino alle 19, sapete bene, con le nostre roboanti rubriche. Tu ti sei innamorato di questa parola, roboante, e la butti ovunque. E perché, sai, tipo ermeneutico? Esatto, com'era il caffè oggi? Roboante. Tipo la macchinetta, come... Esatto. Come possono contattarci? 380 19 33 500, la nostra linea WhatsApp, mandateci anche dei messaggi vocali, noi non li passiamo, li filtriamo tutti, quelli non è che possiamo fare. Certo. E che cos'è? Democrazia qua? Avanti. No, ma poi lo sai, tutti quanti sei bello, Alberto, sei bellissimo. Capito? Basta, qualcos'altro. Poi abbiamo studio90italia.it, perché noi vi offriamo anche la possibilità di vederci, capisci? E che possibilità! E che facciamo mancare? Abbiamo le nostre 600 webcam puntate su di noi, non vi lasciamo vuoto neanche, non avete neanche un punto cieco, quindi se ci giriamo, guarda. Quindi aspetta che nel frattempo stava mandando il nostro signor regista, stava smontando le telecamere. Quindi che altro? Aspetta che vuole accendere quella. Facciamogliela accendere. No, devo premere qualcosa, signor regista, Boh, capito? Ad ogni modo, chi ci sta vedendo in questo momento su sta vedendo due idioti che si girano e indicano punti dello studio. Chi ci sta ascoltando dice: ma questi che stanno facendo? Esatto, che stiamo facendo? Non lo sappiamo. Ce lo chiediamo anche noi. Andiamo in musica, così nel frattempo capiamo in che telecamera dobbiamo guardare. Perché cosa siamo noi due? Pagliacci. E quindi ora ci ascoltiamo Cesare Cremonini con il Pagliaccio. C'è buon umore oggi su Studio 90 Italia. Forse un po' troppo buon umore. A microfoni spenti ci divertiamo. Mercoledì 14 dicembre 2016 fino alle 19 Carlo e Alberto vi terranno compagnia con dove andranno a finire i palloncini. Però se continua così non so se già possiamo... Ci vorrebbe tutte le persone che ci seguono su studio90italia.it cosa fanno? Vedono la nostra diretta video. Tutte le persone che poi non ci hanno potuto ascoltare, quindi ci ascoltano e ci guardano il giorno dopo su YouTube, cosa fanno? Vedono la nostra diretta video. Ci vorrebbero le webcam che inquadrano noi e cosa facciamo noi anche durante le pause musicali. No, per fortuna. Così capite perché noi entriamo sempre sorridendo e sorridenti, perché succede un po' di tutto. Succede di tutto. Succede proprio di tutto. Ma comincia la rubrica più amata e seguita al mondo. Una delle, perché insomma anche le altre sono... No, ma questa è quella con un peso specifico. Noi ci presentiamo così, capisci? Un peso specifico di un certo livello, e infatti siamo qui per rassegnati con la stampa. Dobbiamo parlare di informazione anche noi, ed è giusto che voi sappiate. Parlo con voi. Voi, tu ascoltatore, tu che sei in macchina e stai tornando a casa dopo un'intensa giornata di lavoro, ci manca soltanto che tu arrivi a casa e ti senti le lamentele a destra e a sinistra di marito / moglie / figli / tutti, okay, che hanno sempre qualcosa da dirti. Tu vorresti tornare a casa e rilassarti. Pensa un po', ascoltatore, caro ascoltatore, che sei in macchina imbottigliato sulla circonvallazione o dovunque nel mondo, perché ci ascoltano da tutto il mondo, che non sei il solo, perché questi sono problemi che affliggono anche le alte sfere della politica mondiale. Perché? Per dire cosa? Per dire cosa? Dove stai arrivando? Per dire che le mogli che si lamentano, i mariti che si lamentano perché state troppo fuori casa, non sono una vostra prerogativa. Pensate che il premier neozelandese si è dovuto dimettere perché la moglie si lamentava del fatto che lui non fosse mai a casa. Dice: ma lavoro, sono il premier neozelandese. John Key si è dimesso, John Key appunto è il premier neozelandese, si è dimesso per passare più tempo con la famiglia. Dietro appunto alla clamorosa decisione, secondo i media, ci sono le pressioni della moglie Bronagh. Si chiama Bronagh, sembra è Feral Gun. Bronagh, che appunto era stufa del troppo poco tempo che il marito dedicava a lei e alla famiglia. Donna, giusto? Donna. Brolag è un tipico nome da donna in Neozelandia, stavo per dire, in Nuova Zelanda. Quindi voi immaginate in Italia, non so, un premier che si è dimesso in Italia di recente, ne abbiamo? No, però non parliamo di politica, che è il momento proprio più pericoloso. No, pensiamo a un premier, un nome a caso, Renzi, che prima mi viene in mente, no? Matteo Renzi. Nome di fantasia. Che si dimette da poco, si è dimesso da poco per caso? Non lo capiamo. Ma lui si è dimesso. Ma siamo in par condicio. La par condicio è finita, ora possiamo dire sì, no,
forse, ho votato a sinistra, ho votato a destra, ho votato al centro, possiamo dire tutto. No, quindi pensate a un premier che di botto dice: guardate, convoca la conferenza stampa e mi devo dimettere perché mia moglie vuole che passi più tempo a casa. Perché mia moglie non vuole. Perché mia moglie non vuole. Ho dato il massimo, dice John Kay, per il lavoro che ho a cuore e per il paese che amo. E tutto questo ha significato in parte il sacrificio delle persone che mi sono più care, ossia la mia famiglia. Però, se ci pensi, è un messaggio molto importante, molto più profondo. Adesso noi facciamo gli stupidi perché, insomma, noi siamo così e pazienza. Però, quanto tempo togliamo a tutto ciò che c'è caro per dedicarci al lavoro? E quando vogliamo sappiamo anche essere... Questo era un applauso proprio per sottolineare il momento. Adesso utilizzo una frase mia fatta da... Quando tornate a casa stasera, andate da vostra moglie e dai vostri figli e dategli una carezzina e dite che questa carezza ve la mandano Carlo e Alberto da Studio 90 Italia. Bravi ragazzi, andiamo in musica e ci sentiamo subito dopo. Tanto non l'ha detta nessuno questa, quindi Studio90italia.it per vederci e capire cosa sta succedendo in questo fantastico studio dove andranno a finire i palloncini, sempre in compagnia di Carlo e Alberto. E noi siamo qui con Rassegnati la stampa per chi si fosse collegato soltanto in questo momento. E io devo controbattere alla mia parte, appunto, Carlo qui accanto. Io sono il gemello buono e il gemello cattivo. Non lo so, lo scopriremo alla fine di questa notizia. Neolaureato a 94 anni, era iscritto da quando ne aveva 19. E ora dice: prima del master mi riposo un po'. Beh, ma è giusto, non è che poi subito puoi cominciare il master. Perché comunque sei studiato all'università per tutto questo tempo. Certo, cosa è successo? Gli esami non finiscono mai. Gli esami non finiscono. Ma c'era una canzone, te la ricordi? No, non era l'assist questo. Ti giuro che non era questo. Ed è sicuramente vero per, ora non ridete, Anthony Brutto. Si chiama Brutto lui. Come ti ricordi? Bello era quello delle 100 mogli nigeriane. Alla veranda. Alla veranda età di 94 anni. Infatti il signor Brutto è riuscito a raggiungere il traguardo più ambito, quello che seguiamo anche noi, ovvero quello della laurea. Se ci potessimo mettere un po' di meno io e te sarebbe anche meglio, no? Spero, perché sai, 3 materie mi mancano, non vorrei. Più che altro le tasse che sono la mia preoccupazione. Rientrerà così, forte del suo diploma di college, tra i laureati più anziani nella storia del West Virginia. A raccontarlo è il quotidiano statunitense The New York Post. È un percorso scolastico in realtà ad ostacoli, durato complessivamente 75 anni, ha portato Anthony al diploma in discipline artistiche. Nel 1939, quando l'anziano si iscrisse per la prima volta, le tasse ammontavano a $50. Poi dovette sospendere la sua carriera a causa delle 2 guerre e riscriversi soltanto nel 1946, appunto all'Università del West Virginia, ma dovette smettere di frequentarla questa volta perché doveva prendersi cura della moglie malata. E così fu inevitabile dedicarsi alla professione di macchinista. Non sono stati 80 anni continuativi. No, perché sennò sarebbe finita come noi. Ma io pensavo, ok, va bene. Avevo capito un'altra cosa. Ma quello della laurea era sempre stato il sogno nel cassetto e ora Anthony l'ha coronato finalmente. Però vuole anche buttarsi nel mondo del master, quindi vuole fare una specialistica alla età di 94 anni. Vabbè, noi gli auguriamo di prenderlo sto master. Esatto, ma soprattutto 94 anni poi sei anche in tempo per trovare lavoro, perché l'età è quella. Esatto, 94 anni più o meno sei formato. Sì. E potremmo riaprire quella rubrica che un po' avevamo tenuto nascosta. Quella volta che cioè, quanti colleghi ritroviamo nelle nostre università? Chiedo magari ai più giovani che ci seguono, che ritrovate magari qualche collega un po' più avanti con l'età. Magari sapete, una seconda laurea, qualcuno che per passione ha deciso di completare gli studi. E ai non studenti invece chiediamo quella volta che invece quel parente avanti con l'età o quell'amico avanti con l'età ha deciso di porsi un obiettivo e di riuscire a portarlo avanti e poi a concluderlo nonostante l'età. Penso a mio nonno che a 90 anni si è messo al computer e ha voluto imparare il computer, per esempio. Spettacolo. Mio nonno a 90 anni. Cioè tu non lo sai usare e già tuo nonno. Mio nonno ha Facebook e ha 90 anni perché è andato in pensione. Dice: ora che faccio tutto il giorno? Questi social. Dice: che faccio tutto il giorno a casa? Imparo una cosa nuova. Ho imparato Facebook, ma il computer alcune impostazioni sono in inglese. Come faccio? Studio anche l'inglese. E anche Studio90italia.it. Su tuo nonno sicuramente ci starà guardando. Ciao nonno. Ciao nonno di Carlo. Noi andiamo in musica con Roma Bangkok e rientriamo subito dopo perché sapete, c'è il blocco 2. Sapete bene che vi vogliamo rovinare definitivamente. Rientriamo dove andranno a finire i palloncini. Chi vi parla è Alberto e accanto a me c'è Carlo. È cominciato quel momento nel quale vi dovete fermare se siete in macchina, dovete smettere di fare quello che state facendo se siete a casa
Sedetevi se siete in giro e ci ascoltate con l'app o con la radio, con il Walkman, il Talkman, tutti i mezzi di comunicazione. Mettete a letto i bambini. Mettete a letto i bambini, perché adesso vi racconto ciò che succede nella vita reale. E tutti diranno: Alberto, ma anche noi siamo nella vita reale, lo sappiamo. Voi pensate di sapere No. cosa succede nella vita reale? Fidatevi, ve lo dice io. Lo zio Alberto. Avvertenze, parliamo di avvertenze che troviamo sui prodotti. Lo sapete, ognuno normalmente compra il fono, compra il cibo e c'è scritto cosa fare. Quindi è come un fare. argomento serio, prestate attenzione perché l'argomento è molto serio. Sapete, spesso andiamo nei negozi cinesi a guardare cosa c'è, ci sono le cose più strane, si trovano, sono anche quelle coperte che termoriscaldanti, cose. Il gatto che ti saluta. Il gatto che ti saluta, c'è di tutto. Su una coperta, derivante appunto fabbricata a Taiwan, c'era scritto: non utilizzare come protezione da un ciclone. Perché vola. No, perché siccome riscalda, tu dici, vabbè, c'è un ciclone, me la metto sopra. Certo. No, non funziona così. Ma è tipo le leggi che facevamo una volta, quindi qualcuno forse ci ha provato e hanno pensato di inserire l'avvertenza. Poi cos'è successo? Su uno specchietto usato dai ciclisti, sai, spesso succede che in alcuni tipi di bicicletta puoi montare lo specchietto sì, certo. E c'è scritto, questo è fabbricato negli Stati Uniti, ricordarsi che gli oggetti nello specchietto sono realmente dietro di voi. Sì, perché effettivamente può capitare che perché se tu hai il doppio specchietto, tu vedi quello davanti. Se ce l'hai sia davanti che dietro. Cioè, allora non è tanto assurdo ciò che è tu che ci vai dietro. Ma io provo a fare un po' l'avvocato del diavolo. Sulla bottiglia di una bevanda a base di latte aromatizzato vi reca sulla scritta: dopo l'apertura mantenere verticale. Perché la bottiglia se la metti orizzontale. Vabbè, ma perché? La Non lo bottiglia so. orizzontale se la chiudi mica esce. Magari loro. Su uno spray contro gli insetti della Nuova Zelanda, questo prodotto non è testato sugli animali. Capito? Cioè è sugli spray con le però non l'abbiamo utilizzato. Quindi loro pensano che funzioni. Che possa funzionare. Secondo me funziona. E se non funziona? In una guida statunitense per settare un nuovo computer, Sì. si legge sullo scatolo: per evitare la condensa, lasciare che la scatola si riscaldi fino alla temperatura ambiente prima dell'apertura. Sicuramente ragionevole. Ma come fai a leggere le istruzioni che sono dentro lo scatolo? Dovrebbe essere il venditore a dirtelo, perché il venditore deve essere avvisato dal rappresentante, che deve essere avvisato dal titolare, che alla fiera dell'est per 2 soldi mio padre comprò. In alcuni paesi, sulla parte inferiore delle bottiglie di Coca-Cola, leggiamo: aprire l'altra estremità. Su un casco phon, Quindi sapete? lo tappo. Esatto. Grazie per il Su un titolo. casco phon, quelli che vediamo nei nostri parrucchieri, non usare mentre si dorme. Però sai che ci sono molti casi in cui uno si addormenta là sotto. Su una scatola di dessert, stampato nella parte inferiore della scatola, non girare sotto sopra. Se giri poi i bignè vanno al contrario. Ma non lo scrivere sopra, scrivere sopra. Sui contrassegni di pane di Spencer, che è una compagnia. Pane di Bud Spencer. No, è una compagnia statunitense che appunto fa pane, produce pane. Esatto. Il prodotto sarà caldo dopo il riscaldamento. Grazie. Siete sicuri? Grazie. Ecco perché dove sbagliavo. Su un presepe di Natale che si illumina, quelli fatti siamo in periodo, quindi. fatto in Cina, soltanto per uso all'interno o all'esterno. Cioè lo puoi usare sia all'interno che all'esterno. Su un forno giapponese non essere usato per l'altro uso. Qual è l'altro uso del forno? Non lo so. Sulle arachidi che puoi comprare sugli aerei, sai che ti danno la scatolina, contiene arachidi. Davvero? Esatto, davvero. E perché va bene? Su un pacchetto di arachidi della American Airlines, un'altra compagnia, apri il pacchetto, mangia le arachidi. Basta, c'è scritto questo. Le istruzioni sono veramente queste. Esatto. Su una motosega svedese, e con questa chiudiamo, non tentare di arrestare la catena con le mani o con i genitali. Ma perché una persona dovrebbe fermare? Ma soprattutto perché scriverlo? Evidentemente qualcuno ci ha provato. Bene, andiamo in musica e rientriamo subito dopo, perché Carlo, secondo me, questa volta non mi batti. Oggi parliamo di cultura. Allora, entro così. Già se entri allora. Entro così, anzi chiedo scusa a tutte le persone che ci stanno ascoltando perché sono entrato proprio a gamba tesa. Io mi sposto. Questo è un intervento, te lo ricordi Stam? Il difensore del Milan, della Lazio, e lui entrava così, boom, a gamba tesa. Olandese. Entro così. Allora, sì, va bene, dove andranno a finire i palloncini fino alle 19, Carlo Alberto, vi terranno compagnia, lo sapete. Io mi sono stancato della definizione che ci danno di programma di intrattenimento leggero, superficiale. Cultura io ho sentito prima. Esattamente, quindi adesso dobbiamo un po' smentire tutta questa cosa e parliamo un po' di cultura. E parliamo, eccoci qua, dei cosiddetti fattoidi. Cosa sono i fattoidi, Alberto? Te lo vorrei dire, ma non so se non sono degli androidi drogati. Ok. Cosa sono i fattoidi? I fattoidi sono quei fatti che tutti credono veri,
ma che in realtà veri non sono. Cioè qualcosa che non ha delle basi scientifiche, ma che noi crediamo tali. Ti viene in mente un esempio? Non hai capito niente? Te lo rispiego? Allora. Dai. No, allora io ti faccio ti do una domanda, ti faccio una domanda, sì, e poi ti dico la vera risposta. Ok. Il fattoide, ossia quella che tutti credono vera ma in realtà vera non è, e poi una terza risposta a caso. Fantascienza. Esatto, e poi tu devi scoprire tra le tre qual è il fattoide e qual è quella vera e poi qual è quella Madonna, caso. ma non me l'avevi detto, cioè non sono preparato, no? Chiunque non avesse capito assolutamente nulla di quello che ho Alzi detto, la mano. alzi la mano. Tutto sarà molto più chiaro con un esempio. Allora, ti faccio questa domanda. Sì. Quale di queste caratteristiche dei fulmini è vera? A. Colpiscono lo stesso punto una volta sola. B. Sono attirati dagli oggetti alti e metallici. C. Sono lanciati da Dio contro gli alberi favorevoli ai matrimoni gay. Allora, la B è quella vera e la A è il fattoide. Cioè tu dici che il fattoide colpiscono lo stesso punto una volta sola. Sì. Esatto. Madonna. Questa è una credenza, è appunto un fattoide, cioè si dice che sia così, ma non ci sono delle basi scientifiche che lo dimostrino. Il fatto vero è che i fulmini sono attirati dagli oggetti alti e metallici. Pensiamo ai parafulmini. Esatto. E d'altronde, se il fulmine colpisse lo stesso punto una volta sola, come si spiega il parafulmine? Cioè il parafulmine viene colpito appunto più volte per evitare che il fulmine colpisca altrove. Sono bravo. Sei molto bravo, complimenti. Grazie. Domanda 2. Sì. Buddha era grasso. B. Era magro. C. Era del Chievo Verona. Non lo so. Il fattoide direi A. Tu dici che il fattoide è che era grasso. Sì. Secondo te Buddha era magro? Sì. Sei sicuro? No. Scegli tu. Del Chievo Verona non è. Non era. Non è. Boh, non lo so. L'immaginario collettivo è che sia grasso. Cioè la rappresentazione che abbiamo di Buddha è appunto grasso. Quindi tu pensi che il fatto vero sia che Buddha era grasso. Sì, ok, dai. E in realtà questo è un fattoide. Ah, è fattoide. Buddha vabbè. era molto magro. Il fatto che fosse grasso viene rappresentato grasso dalla iconografia occidentale. Infatti. In realtà Buddha era magro. Mhm. Quindi questo è un altro fattoide. Questa è un'altra cosa della quale voi eravate sicuri al 100% Sì, e sì, in sì. realtà no, ci voleva Carlo. Grazie, Carlo. Prego. Domanda 3. Gli struzzi mettono la testa sotto la sabbia. A. Per nascondersi da un pericolo. B. Per trovare sassi da ingoiare. C. Per non rischiare di imbattersi in pomeriggio 5. Io dico che la risposta esatta è A e il fattoide è B. Quindi tu dici che gli struzzi mettono la testa sotto la sabbia per nascondersi da un pericolo. Sì. E in realtà questo è il fattoide. Gli struzzi mettono la testa sotto la sabbia per trovare sassi da ingoiare. È un fatto vero, perché il motivo per cui lo struzzo mangia i sassi è che servono per frantumare il cibo ingerito, perché i succhi gastrici dello struzzo non sono molto potenti. Allora lo struzzo cosa fa? Ingerisce questi sassi che si muovono nello stomaco. Non fa una piega. No, si muovono nello stomaco insieme al cibo e di fatto frantumano il cibo. Carmelo, metti i super quark sottofondo per Ci vorrebbe la base per qua. Domanda 4. La Terra. A. Ruota attorno al Sole. B. Ruota attorno al centro di massa del sistema solare. C. Ruota più velocemente in provincia di Grosseto. Allora, il fattoide è B Sì. e la risposta esatta è A. Quindi la Terra ruota attorno al Sole è la risposta esatta. Sì, ma non intorno E al... invece no. Madonna mia. E questa è un'altra cosa che Che io una ho su scoperto. tre, va, una su quattro. Il fatto che la Terra ruoti attorno al Sole è un fattoide. La Terra ruota attorno al centro di massa del sistema solare, che è un punto che coincide parzialmente con il Sole. Ma la Terra non ruota attorno al Sole, ruota attorno appunto al centro di massa del sistema solare che è vicino al Sole. Dovrei trovare... Sì, fai. Hai visto? No, Quante cose stai scoprendo? troppe anche. L'ultima e poi chiudiamo. Il cervello degli esseri umani A. Viene usato solo al 20%. B. Usa il 20% del sangue del corpo. Oppure C. È composto dal 20% dai dei del cavolo. Allora, io direi C, quella vera. E quella, ci siamo. E la A è il fattoide. Il fattoide è che il cervello viene usato al 20%. Ed è vero, ed è vero. Ed è Perché vero, è un due? fattoide. No, no, il cervello, noi ragazzi utilizziamo il 100% del nostro cervello. Quindi la cosa che si dice in giro, che usiamo solo il 20%, che ci hanno fatto il film Limitless, te lo ricordi? Sì. No, è un fattoide, noi usiamo sempre il 100% del nostro cervello. Il fatto vero è che il nostro cervello utilizza sempre il 20% del sangue corporeo, quindi un quinto del nostro sangue è tutto al cervello. Quindi noi per dire e pensare certe cose usiamo il 100%. Esatto. Che idea, Flamino e Mafia, ritorniamo subito dopo.
Dove andranno a finire i palloncini? Qua, perché è finita la puntata, quindi finiranno qua. Madonna Carlo, oggi sei incontrollabile, ti giuro. Roboante. E così è tutto un cerchio che così si richiude e riparte dall'inizio la puntata. E quindi buongiorno a tutti, benvenuti a Quindi basta. Abbiamo creato il loop. Esatto. Un loop abbiamo Siamo creato. in loop. Studio90italia.it per vederci. Potete cercare la puntata se vi siete collegati solo in questo momento su YouTube per rivederci e riascoltarci. Potete sempre interagire tramite la nostra WhatsApp line al 380 19 33 500. Che cosa dirvi? Che cos'altro dobbiamo fare? Noi siamo qui ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19. Vi aspettiamo a braccia aperte perché utilizziamo il 100% del nostro cervello Esatto. per fare questa puntata. Esatto. Quindi immaginate se avessimo utilizzato il 20%, cioè che cosa sarebbe venuto un quinto più brutta. Di così. Cosa ci rimane da dire? Noi ci vediamo quindi venerdì alle 18 e quindi ciao.